Ora sul palco Luciano Fior, segretario di Veneto Stato Confederale, e ci parlerà del progetto di macroregione Padano-Alpina. Buona Repubblica del Nord a tutti. Non è solo un augurio, ma è nemmeno anche un sogno, ma è un punto di arrivo che noi oggi cerchiamo di arrivare. E vi ricordate il progetto del professor Miglio? Ecco, questo è quello che noi vogliamo, la macro regione del Nord. Siamo usciti da tutta una serie di fallimenti, quindi se ricordiamo la lista, federalismo, devolution, autonomie varie, statuti speciali, l'ultima si chiama autonomia differenziata, Padania non si è più vista, ecco. Però la Costituzione italiana riserva un cavallo di Troia per noi, una possibilità, e che ora vi illustro. Allora, questo è il manifesto programmatico di Veneto Stato, che poi ha fatto comunanza con Grande Nord Veneto e che noi proponiamo per la svolta. Ecco, questa è la svolta, noi la chiamiamo la macro regione, la chiamiamo macro regione Padano-Alpina. Ecco, vi leggo le righe che ho scritto per brevità. Scopo del presente documento è sensibilizzare gli aderenti alla Confederazione Grande Nord e i cittadini residenti nell'area padano-alpina alla promozione e alla costituzione di una realtà territoriale macro-regionale di tipo confederale organizzata in magnifiche comunità o territori omogenei costituiti ed organizzati su base cantonale ad economia democratico-popolare con sovranità acquisita tramite dedizione federativa volontaria in tutti i territori delle attuali regioni poste a nord della penisola italica. Il raggiungimento di questo obiettivo della macro-regione Padano-Alpina nella prima fase avverrà attraverso le modalità previste dall'articolo 132 della Costituzione, attuabile con il referendum previsto dalla legge 352/1970, sarebbero i referendum proposti come si chiama? Era il figlio di un presidente della Repubblica che si occupava di referendum, di Segni. Ecco. Il percorso è stato tracciato, solo che poi noi abbiamo mandato un sacco di parlamentari a Roma, però non si sono mai accorti che esisteva un cavallo di Troia per arrivare e anche in tempi brevi a questa possibilità. Allora, la seconda fase poi vedrà, una volta costituito questa macro regione, secondo noi l'allargamento deve essere fatto in Europa, quindi ci sarà un allargamento a una macro regione europea che poi secondo me sarà una degna rappresentante di quella che è l'Europa dei popoli e non delle nazioni come attualmente avviene. Ecco. Vi leggo le modalità per arrivare. L'articolo 132 recita così: si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti. E come? Quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Quindi non è più l'Italia che deve approvare, ma è il popolo del Nord. Cioè l'errore che è stato fatto finora, che si è sempre chiesto a tutti di potersi lasciare liberi, invece noi dobbiamo attuare quello che è scritto nell'articolo 132, è molto semplice. Ecco, il quesito è questo: i quesiti da sottoporre a referendum a norma dell'articolo 132 della Costituzione per la fusione di regioni esistenti devono essere espressi rispettivamente con questa formula. Volete voi che le regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, Val d'Aosta e forse anche una parte, direi, anche delle Marche, perché anche loro hanno una mentalità come la nostra, aderire e costituire insieme un'unica regione padano-alpina? Questo è il quesito. Una volta che si sono raccolte queste delibere, c'è tutta la procedura poi per inviare a Roma.
ma la richiesta di fusione delle regioni deve essere corredata dalle deliberazioni, è chiaro, no? E devono essere tutte identiche e ci sono 90 giorni per fare questa procedura. È chiaro che noi a questo punto dobbiamo diventare un comitato referendario, quindi abbiamo bisogno di tutti per fare questa operazione qua. Una volta superata questa fase è chiaro che poi in Parlamento si dovrà discutere, ma è chiaro che purtroppo questa Costituzione rigida ci vuole anche un passaggio parlamentare, quindi ci sarà il Ministero degli Interni che una volta acquisiti tutti gli atti dovrà proporre al Parlamento la macro regione del Nord. Ecco, tutto qua. Vi ringrazio dell'ascolto e buon congresso.